Anno nuovo, nuovi rincari. A partire dall'ennesimo aumento della tariffa del tratto autostradale Padova Est-Venezia-Mestre, che passa da 2,80 € a 3 €. Furioso il comune di Dolo, dove confluiscono la maggior parte degli automobilisti per evitare di pagare una cifra così elevata. Immaginare che un pendolare per 5-6 giorni alla settimana spenda 6 € per spostarsi da Padova Est a Mestre e viceversa, insomma è evidente come questa misura sia disincentivante per l'utilizzo della viabilità autostradale. Di conseguenza si cercano soluzioni alternative che inevitabilmente colpiscono la riviera del Brenta. Ci avevano detto all'epoca del passante che questo dovesse essere temporaneo, invece ormai è lì stabile. Ovviamente il tratto Dolo-Mestre rimane gratuito, quindi per spostarsi, soprattutto i pendolari, soprattutto il traffico pesante, uscirà a Dolo da Mestre per andare a Padova utilizzando la viabilità interna, la viabilità comunale, e viceversa chi dovesse andare da Padova a Mestre arriverebbe a Dolo attraverso la viabilità ordinaria per poi prendere l'autostrada e fare l'ultimo tratto gratuito. Questo evidentemente affossa ulteriormente il nostro territorio in termini ambientali, in termini di qualità della vita, in termini sociali. Si fa presto poi a dire che i comuni devono combattere l'inquinamento, devono fare le ordinanze, devono impedire con i pochi vigili a disposizione magari il traffico pesante, e poi dall'alto, dalla regione, vengono compiute scelte di questo tipo che di fatto inficiano tutto il buon lavoro che potremmo fare. Ci troveremo la Riviera del Brenta, terra turistica, terra di ville venete, terra per la quale ogni amministrazione comunale si sta impegnando per una sua valorizzazione, per un aumento della qualità della vita, invasa da tir e auto di passaggio di pendolari che comprensibilmente eviteranno di fare l'autostrada. Il messaggio è chiaro. Ci dicano chiaro se Riviera del Brenta e Miranese sono terra di sviluppo per altre aree o se sono una terra che ha una dignità di essere tutelata e servita al pari di altri territori. Bisogna immediatamente revocare questi aumenti di pedaggio autostradale che comporterebbero quanto ci siamo detti e riaprire subito il dibattito per il casello della Riviera. Se così non sarà, residenti e pendolari saranno pronti a mettere in atto una protesta eclatante.